A te l'Apostolo, capitolo 20. Paolo a Macedonia e a Grecia. Come Fernette che l'arrivò dei popoli, Paolo mandai a chiamare i discepoli e roba che l'aveva incoraggiata e salutai e partette per Macedonia. E passando per tutta quella terra, si mettette a spunzonare tutte le discepoli che incontrava a tenere fede rinda a Gesù Cristo. Poi arrivai rinda a Grecia e rimanette per 3 mesi. Petramente stava partendo per Siria. Venette a sapere che certi ebrei avevano preparato pure là una congiura contro essa. E tante ricette e tornava a terra, passando un'altra volta per in Macedonia. L'accompagnai di suo padre Berea, che era figlio di Pirre, Aristarca e seconde Tessalonica, Gaia ed Erbe, Timoteo, Titico e Trofimo, che erano la provincia dell'Asia. Queste tanne erano partute prima di noi e ci aspettavano a trovate. Noi invece partimmo a Filippi per feste e Pasqua. E dopo 5 giorni e cammino e trovavamo a trovate, Antonio ci fermavamo una settimana. A resurrezione e Eutico a trovate. Il primo giorno della settimana ci trovavamo tutti insieme per fare cena al Signore e Paolo si mettette a parlare con loro. E proprio perché aveva partito il giorno appresso, si fermava a parlare insieme con loro insieme a mezzanotte. Che la camera era piena di coppa, a Steva unita, era assai allumata. Un guaglione, che si chiamava Eutico, si era settato vicino alla finestra e si addormette. Dramente Paolo stava parlando. E chi sta caretta la coppa che il terzo piano e rumanette in terra stisa, morta. Paolo corrette subito a bascia, si buttò in gola a essa, l'abbracciai e ricetta a tutti i lati. Non va muoinata, perché Eutico è ancora viva. Poi si in coppa un'altra volta, spezzai il pane, si mangiai insieme con l'altro, poi continuò a parlare insieme a quando schiera la giorno, e poi partette. Chi lo povero guaglione era stato portato vivo innanzi a tutte le late, e tutti chi si sentettero assai contenti. Paolo a Mileto. Noi poi, che erano partiti prima che la nave, ci indirizzavamo mezzo porto e asse, e dovevamo fare salire a bordo Paolo. Era statissa che aveva deciso così, e aveva voluto fare quello cammino a piedi. Quando arrivai a Asso, lo pigliavamo insieme con noi e arrivavamo in da città di Mitilene. Il giorno appresso partimmo a Mitilene e arrivavamo a fare fronte a Chio. Il giorno dopo arrivavamo in da città di Samo e il giorno appresso a Mileto. Paolo aveva fissato di non si fermare a Efeso per non perdere troppo tempo passando per tutta la provincia dell'Asia, perché desiderava arrivare in da città di Gerusalemme per la festa della Pentecoste. Un saluto anziano a Efeso. Trovandosi in da città di Mileto, facette venire tutte le capre a chiesa a Efeso, e quando chi si arrivarono, Paolo dicette a loro: voi sapete come mi ho comportato con voi, in da tutti questo tempo, insieme a chi lo primo giorno, quando arrivai in dall'Asia, e per tutto questo tempo ho sempre servuto il Signore con tutta umiltà, ho mal potuto e ho pure chiagnuto, e ho aiutato a passare tutti gli imposti e la breia, a risicare la vita mia. Sapete pure come non mi sono mai tirato a rete per fare bene a voi e per pregare la parola di Dio, per far lezionare innanzi a tutta la gente in casa vostra, scongiurando la breia e Grecia a si convertire a Dio e a credere in il Signore nostro Gesù Cristo. E ovvicando, io mi ho afferrato lo Spirito Santo va a Gerusalemme e non saccio là che mi potrà succedere. Saccio solo che lo Spirito Santo mi sta facendo capire a in ogni città mi aspettano catene e tormenti. Con tutte queste non penso che la vita mia potesse contare qualche cosa. Sono contento solo che portasse alla fanatura che lo servizio, che mi fui affidato al Signore Gesù Cristo. Voglio dire che lei fa sapere a tutta la gente che Dio vuole assai bene all'uomo. Ovvicando, mo saccio pure che non vedrete più la faccia mia. Voi tutti che mi avete veduto quando sono passato in mezzo a voi per far conoscere il regno di Dio. E proprio per questo io oggi dico solennemente innanzi a voi che sono senza colpa per tutti quelli che sapessero a perdere, perché non mi sono mai tirato a rete per far conoscere il volere di Dio. Facete buona guardia in gola a voi stessi, in gola a tutti chi lo gregge, con Spirito Santo mise in mano vostra, come pastore, perché la vita fa pascere buona tutta la Chiesa di Dio, che essa si è accattato con sangue suo. I sacci che roba che sono partute spunteranno in mezzo a voi lupi affamate, che faranno tutto il possibile per si strafugare e pecore, eppure in mezzo a voi nasceranno certe che si metteranno a fare dottrine chine infamità, per tirare a rete a loro parecchi discepoli.
E proprio per questo, friga, tenete sempre l'occhio aperto, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non mi sono mai stracquato e spanzunato, che lacrime all'occhio, ognuno di voi. E mo vi metto in mano del Signore e rinda che la parola la razia sua. Issa tiene chi lo potere per far crescere, rinda fede, e verrà tutto quello che ha promesso a tutto quello che appartenessero a essa. Non ha giù pigliato per me né oro né argento, e manca una veste a nessuno di voi. Voi sapete buono che per tutto quello che mi serveva e tutto quello che stavano insieme con me, già hanno sempre pensato che sti in mano meglio. In tutte le maniere faccio dimostrare che faticando così sanno aiutare quelli che sono più deboli e evita di ricordare tutte quelle parole del Signore Gesù, che ricetta, ci sta più priezza da che avere. Roppa che avrei tutte queste cose, sa denucchiare insieme con tutte quelle e si mettete a priare. Tutto quanto scoppare a chiagnere forte e buttandosi in quella e so vasaina, addolorata, proprio perché aveva detto, voi non vedrete più la faccia mia. Poi tutto quanto, insieme, l'accompagnai, zina in coppa a nave.